Va ora in onda Incontro con, diretto da Carmen Morandin. Buongiorno a tutti, dagli studi di Radio Conegliano Veneto Globe, Carmen Morandin vi augura una buona giornata. Oggi sono qui con due volontarie dell'ENPA. Vi pregherei di prestare parecchia attenzione a ciò che ci devono raccontare. Sono Cinzia Maddalena e Laura Merli, che sono due volontarie ENPA, quindi dedicano il loro tempo libero in questo caso ai gattini. Oggi so che hanno un'emergenza importantissima. Adesso chiediamo loro qual è questa emergenza. Non so quale delle due vuole iniziare, ma vogliamo parlare di questa emergenza? Sì, volentieri. Ecco, noi attualmente siamo in una sede qui provvisoria a Conegliano, in un garage, che purtroppo deve essere strutturato. Ci sono dei problemi contingenti che ci obbligano... Stiamo parlando di gattini, vero? Sì, certo, stiamo parlando di gattini. E attualmente in questa sede purtroppo non possiamo rimanere perché ci sono dei lavori da fare e quindi dobbiamo lasciare questo posto e trovare un'altra sede opportuna per poter raccogliere i 10 gatti che abbiamo al momento. In previsione però poi di quella che sarà l'ondata dei gattini, e siamo purtroppo con i tempi stretti e abbiamo urgenza e necessità di trovare al più presto un luogo adatto per poter accogliere i gatti attuali, i 10 miciotti che abbiamo momentaneamente e quelli che arriveranno. Quindi potrebbe essere, non so, un capannocino artigianale, ecco, una casa un po' in periferia. Esatto, siccome attualmente è un garage, un magazzino, diciamo, un magazzino garage di una casa un po' vecchia ovviamente, e cerchiamo una situazione analoga, quindi sempre qui a Conegliano o non troppo lontano, un altro garage magazzino. L'ideale sarebbe nella zona di Conegliano o poco fuori, periferia, ma non troppo lontano, perché abbiamo tanti ragazzi che vengono a fare volontariato in bicicletta o con la corriera, quindi spostarci troppo fuori diventa poi disagevole per loro, perché per noi che abbiamo la macchina ci spostiamo tranquillamente, ma la metà dei nostri volontari sono di ragazzi giovani in età scolastica e quindi perderemo poi molti volontari e già ne abbiamo pochi, se poi perdiamo anche quei pochi che abbiamo rimaniamo veramente un numero troppo esiguo. Ecco. Ma questi 10 gattini che avete attualmente sono gattini piccoli, sono gatti adulti, sono adottabili? Come sono? Al momento questi 10, intanto buongiorno a tutti. Al momento in questi 10 gatti sono adulti, il più piccolo ha attorno ai 6-8 mesi, per cui è già grandino. Alcuni sono già adottabili e per altri cerchiamo un'adozione del cuore perché poverini hanno delle disabilità, però sono dolcissimi e forse sono quelli che danno anche più affetto e più amore. Cosa significa adozione del cuore? Adozione del cuore significa che allora, tutti i gatti sono gatti belli. Ce ne sono alcuni che un po' per sfortuna, un po' per la cattiveria dell'uomo, non si possono più definire tali. E allora cerchiamo una persona che vada oltre all'aspetto fisico del gatto, ma che riesca a vedere l'anima che c'è dentro all'animale e la necessità dell'animale di trovare una casa, una persona che gli voglia bene per quello che è. Voi fate anche, non so, ho visto alle volte in internet, ci sono adozioni, cioè persone che sono disposte a darvi un tot al mese, il gatto continuate a tenerlo voi, ma vi aiutano, vi sostengono nelle spese, perché so perfettamente che tenere animali costa. Anche perché questi gatti, come diceva Laura, che sono con delle disabilità, hanno comunque necessità costanti di cure veterinarie, di ricoveri, di medicinali, mangiano del cibo specifico, perché sono appunto gatti o anziani o gatti con delle patologie, quindi che ne sono insufficienza renale, poi abbiamo gatti FIV, FELV, e tutte queste cose comportano degli oneri e delle spese che sono
alquanto importanti. Noi non riceviamo nessun finanziamento pubblico e ci autogestiamo, e quindi tutto quello che abbiamo lo riceviamo dalle offerte delle donazioni relative alle adozioni, oppure gli eventi, tavoli che facciamo informativi, che servono anche questi per farci conoscere, per raccogliere fondi. Quindi questi 10 gatti che abbiamo, che ripeto hanno delle patologie particolari, hanno bisogno di famiglie speciali che sappiano vedere oltre e che sappiano amarli per la loro diversità. Ecco. Perché è facile voler bene al gatto bello, il cucciolo, ma il gatto anziano o il gatto con problemi sicuramente ti dà più amore e più riconoscenza. Io devo dire che ho dei gatti, danno tutti tanto amore. Sì. Sicuramente, non so, voi avete più esperienza di me, non è vero quello che dicono che il gatto non si affeziona. Non è vero. Non è assolutamente vero. Perché, una falsa credenza popolare. Sì, io ho gatti fin da quando ero piccola, non vivrei senza i gatti che mi girano per casa. Bene. C'è un altro mito da sfatare. Qua, soprattutto qua nelle nostre zone, c'è la convinzione che il gatto sia un animale autosufficiente, che anche mollato libero in un campo lui sappia arrangiarsi. Non è vero. Non ci sono più gatti di una volta. Esatto. Non è vero, i gatti adesso hanno bisogno, li abbiamo forse plasmati anche a nostro... Abbiamo tolto loro la fatica di arrangiarsi, esatto, sicuramente. Per cui non ce la fanno più a vivere da soli, hanno bisogno dell'uomo. E purtroppo alle volte l'uomo è quello che è la specie peggiore. Esatto. E mi permetto di aggiungere un'altra cosa, sempre parlando di false credenze popolari. Tante persone ci telefonano, ci contattano chiedendo il gattino piccolo perché si ambienta più facilmente, si adatta maggiormente alla famiglia e alla nuova casa. Non è vero assolutamente anche questo. Il carattere del gatto è indipendente dall'età. Il gattino piccolo, il gattino grande, il gattino anziano, se è un gatto coccolone lo sarà a 2 mesi, a 2 anni, a 10 anni. Viceversa, il gatto un po' timido, un po' selvatichetto, un po' più solitario e indipendente lo sarà a 2 mesi, a 10 anni, a 20 anni. Quindi il suo carattere è quello, e a prescindere dall'età. E ripeto, quando chiedono un gattino piccolo noi cerchiamo di far capire la differenza del carattere che non è determinata dall'età. A volte riusciamo e le persone si lasciano convincere anche venendo appunto in gattile e vedendo con i loro occhi i nostri amici che magari hanno 2-3 anni e sono super coccoloni. Altre volte invece tentennano, dicono va bene, vi ricontatteremo quando ci saranno i gattini più piccoli. Sì. Dopo credo che una cosa importante è quando date in adozione il gattino, credo sia anche il fatto che in casa ci siano altri amici. Sì, sarebbe l'ideale. Sì, l'adozione di coppia noi ce l'auspichiamo sempre, proprio perché noi presi dalla nostra vita, dal lavoro, la famiglia eccetera, tante volte ci dimentichiamo che anche loro soffrono di solitudine, per cui almeno se sono in 2 si fanno un po' di compagnia. Se la passano, no? Come si suol dire. E il problema di inserire, ecco magari, visto che prima abbiamo parlato del gatto adulto, se uno in casa ha già altri amici, può esserci eventualmente il rifiuto da parte dei amici di casa del nuovo inserito? Difficile, nel senso ci vuole sempre un po' di tempo perché accettino il nuovo arrivato, per cui all'inizio magari si dividono la casa, si fanno un po' di guerra, si soffiano, si scrutano, si tengono il muso, come si suol dire a noi umani, ma io ho visto che comunque nel giro di poco, e parliamo 15-20 giorni al massimo, i rapporti si creano, si viene a formare un nuovo equilibrio all'interno del branco che si va a formare tra di loro e dopo diventano inseparabili. Ci vuole un po' di pazienza da parte dell'adottante, quello sì, non può pretendere che in 24 ore diventino grandi amici il gatto di casa e la new entry. Ci vuole un po' di pazienza, un po' di tempo, le cose poi vengono da sé, in modo naturale. Loro sono più bravi di noi a creare delle amicizie e degli equilibri. Dovremmo solo imparare da loro. E di solito è per la vita. Sì. Ho sentito prima che lei parlava di FeLV. Cosa si tratta? E sono delle malattie feline, tipicamente appunto del gatto. Purtroppo sono la leucemia felina e l'AIDS.
e sono malattie che purtroppo li portano a una situazione degenerativa, però con dei tempi molto lunghi. E spesso anche qui si ha paura perché si pensa che possano essere malattie trasmissibili all'uomo, specialmente se ci sono dei bambini e subentrano delle vere e proprie situazioni di paura eccessiva. Invece è stato scientificamente provato che queste malattie sono tipiche del gatto e restano soltanto ancorate all'ambiente felino, non si trasmettono alle persone, tantomeno al cane e spesso neanche tra gli animali, tra i gatti stessi, o comunque se si hanno determinati accorgimenti igienico-sanitari non si creano delle trasmissioni. Ripeto, ci vogliono delle accortezze e delle situazioni abbastanza controllate. Ecco, l'importante appunto è sfatare ancora un'altra volta il mito, non sono contagiosi per gli umani. No, Siamo noi tante volte che contagiamo loro con le nostre influenze, i nostri raffreddori, perché lì loro non hanno difese. Sì, credo di sì, facciamo più danno noi, oltre al discorso dell'influenza, il discorso che dicevamo prima, gli uomini. Mi parlavate prima dell'emergenza, adesso delle nuove cucciolate. Ecco, la legge, le nuove leggi non puniscono quelli che abbandonano i gatti? Sì, ma bisogna anche vederli, coglierli sul fatto. E comunque poi tante volte le persone vedono ma fanno finta di non vedere perché è il vicino, è l'amico, è il parente, la persona, un parente lontano, magari spesso succede ancora nel mondo rurale che c'è ancora il modo di risolvere il problema come si faceva una volta, eliminandolo alla radice. Molte volte non sanno che ci sono delle associazioni come la nostra che si prendono carico di questi cuccioli una volta svezzati e di trovar loro una famiglia. Per fortuna sempre meno, noi vediamo negli anni che la situazione va sempre più migliorando, che anche le persone un po' più anziane si stanno lasciando convincere a sterilizzare le gatte e quindi il fenomeno sta più o meno rientrando, però noi sappiamo che da qui a 2 mesi avremo comunque tanti gattini e tante cucciolate da gestire. Sebbene l'anno scorso abbiamo affidato sui 600 gatti, sono sempre pochi rispetto ai tanti che ci sono in giro che purtroppo invece magari non riusciamo a salvare. E volevo chiedere una cosa. Se appunto, visto che tanti anziani hanno la gatta in casa, quanto costa sterilizzare una gatta? Allora, di norma il veterinario prende attorno ai 120-150 euro. Se invece il gatto viene adottato presso la nostra struttura, siamo riusciti a stipulare delle convenzioni con alcuni veterinari per cui presentando il foglio di adozione viene praticato un prezzo di favore, diciamo, che si aggira attorno ai 60-70 euro più IVA. Che è una cifra anche più ragionevole, sì. Accettabile. Sì. E quindi praticamente se un anziano ha una gatta in casa che vuole sterilizzare, può rivolgersi a voi dell'EMPA e potete agevolare questo costo? Sì, eventualmente possiamo parlarne. Tante volte la persona anziana magari ha difficoltà motoria, anche non ha la macchina o comunque non riesce a muoversi, non sa a quale veterinario rivolgersi, allora tante le volte chiedono a noi un aiuto, anche in questo abbiamo volontari, noi personalmente ma anche altri che fanno anche questo, tra virgolette, servizio. Laddove è possibile andiamo incontro volentieri, ecco. Sì, perché l'importante è appunto poter sterilizzare più maschietti e femminucce possibile, perché questo eviterebbe le cucciolate abbandonate. Esatto. E se qualcuno volesse adottare le prossime cucciolate, che quando arrivano in linea di massima? In primavera, probabilmente aprile, maggio, cominciamo e andiamo avanti fino in autunno, settembre, ottobre. Poi ci sono sempre gli anticipi e i ritardi, ma a spanne diciamo che la primavera e estate sono le 2 stagioni calde da questo punto di vista. E se qualcuno volesse adottare questi gattini, queste future cucciolate, voi glieli date anche sterilizzati? No.
No, Ma no, se perché- uno vi lascia il gattino e vi dice io vi pago la sterilizzazione, potete Allora, fare questo c'è- discorso? Per poter sterilizzare un gatto, il gatto deve raggiungere la maturità fisica, perché altrimenti andiamo a compromettere proprio tutta la crescita del gatto e di conseguenza la sua salute. Per maturità fisica si intende che la gatta o il gatto devono raggiungere almeno il 6° mese di età. Ho capito. E generalmente chi vuole un gattino se lo prende Di 2 o 3 molto mesi. prima. Sì. E quindi questo è il problema che non potete darglielo. Però dopo Però di può solito tenere e mantenere i contatti con voi e Esatto. sicuramente, visto che ha adottato, magari può avere delle agevolazioni. Però li diamo vaccinati, sverminati, spulciati, con tanto di visita veterinaria, libretto sanitario, controlli e tutto quello che poi è necessario, e ci siamo sempre anche dopo. Nel momento in cui noi affidiamo un gatto in famiglia, continuiamo comunque a mantenere i rapporti con gli adottanti, ecco, un rapporto continuo e costante. Anche Allora. perché noi li salviamo. per favore. Sì. Quindi si crea Siete un legame. bravissime, bravissime, bravissime. Dovrebbero fare un monumento a voi volontari. Ascoltate, siccome noi non abbiamo moltissimo tempo e avete visto il regista comincia di tagliare, diciamo 2 cose importanti. Se qualcuno volesse adottare questi gattini, a chi si deve rivolgere? Allora, c'è la pagina Facebook Empa Treviso o il sito, ed eventualmente i nostri numeri di telefono che sono pubblici. Cinzia, do anche il numero, Sì, 347 69 61 736, oppure Laura. Laura 389 130 5548. E mi permetto di aggiungere, dato che siamo partiti dal problema della sede, se anche qualcuno avesse un'opportunità da poterci fornire, momentaneamente in attesa della sede nuova definitiva che si spera sarà pronta per fine anno, noi siamo disponibili ad andarla a vedere e eventualmente a parlare per prendere degli accordi. Io direi di fare un appello a tutti i nostri teleascoltatori dicendo: se qualcuno di voi conosce qualcuno, se diamo una mano a queste brave ragazze. Un'altra cosa Grazie. vi voglio chiedere in chiusura: avete eventi futuri, visto che voi con questi vi finanziate? Allora, non avendo appunto, come diceva Cinzia prima, dei finanziamenti governativi, comunali, statali, eccetera, noi creiamo questi eventi, tra virgolette, che vanno dalle cene ai tavoli informativi, eccetera. E appunto sabato 5 marzo abbiamo una cena di beneficenza, chiamiamola così, all'Odissea, dove parteciperà anche Mister Italia 2015. Bene. Ecco, benissimo. E per aderire a questa cena chi ci si deve rivolgere? Allora, per aderire a questa cena trovate tutti gli indirizzi e i numeri di telefono sulla nostra pagina di Facebook, che è appunto Empa Treviso, oppure sul nostro sito. O direttamente a te, che sei la responsabile eventi. Ecco, o direttamente a me. Il numero di telefono ce l'abbiamo. Io a sto punto, ragazze, vi saluto, vi dico un grazie a nome di tutti gli amanti degli animali. Grazie a voi Grazie che ci avete a voi che- ospitato esatto. e ci E avete dato saluto- questa opportunità. E saluto i nostri telespettatori. Grazie. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Avete ascoltato Incontro con un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.